La disorganizzazione iniziale nel piano vaccinale è nota e questo a mio giudizio è avvenuta sia perché il sistema di prenotazioni non era preparato e pronto a gestire una campagna di massa come questa, sia perché il numero di punti vaccinali che la Regione ha organizzato era ed è attualmente insufficiente rispetto invece alla necessità di una vaccinazione che procede in maniera molto capillare. Aggiungo anche, a mio giudizio, il tardivo coinvolgimento dei medici di medicina generale, che avrebbe fin dall'inizio potuto dare un contributo migliorativo alla campagna vaccinale, e molte delle difficoltà iniziali di cui vi parlavo non sono ancora state superate, e mi riferisco in particolar modo alla vaccinazione dei soggetti fragili o con patologie che meriterebbero priorità. Penso alla disabilità, che ancora oggi non sono in grado di essere prenotati nel sistema regionale. Mi riferisco a tutti i pazienti fragili con delle patologie specifiche indicate dal piano vaccinale nazionale, che spesso in questa regione ancora non hanno trovato la prima dose del vaccino, e mi riferisco in particolar modo a questi 38.000 altri vaccinati che ad oggi, dopo settimane di richieste, ancora non sappiamo chi siano. Quindi un'ambizione positiva, quindi quella di portare dentro questa discussione un impegno importante per la Regione, non può essere mortificata dal pervicace tentativo di raccontare una realtà diversa da quella che vediamo tutti i giorni.